Forse ci poteva stare il rigore. Se siamo agli ultimi minuti, gli ultimi scampoli di Belgio-Egitto, la partita di Garcia. Penso che tutti, se l'avete vista, insomma, quelli che l'hanno vista, questo mi stanno dicendo, insomma. È quella sensazione lì. Dove eravamo rimasti, amici bellini? Senza che mi distraggo, pochissimi minuti. Poi in questi mondiali ci sono recuperi infiniti, il cooling break, l'hydration break, sorry, perché ci dobbiamo idratare. Dove eravamo rimasti? A un like? Mi potete lasciare un like per i miei sensi di colpa, che quando non vi faccio uscire un video mi sento in colpa e non ce la faccio. Grazie. Grazie sempre per il vostro supporto e la vostra presenza. Eravamo rimasti l'ultimo video, McTominay, la Scozia, eccetera, eccetera. McTominay che aveva preso un palo, fa il paio con il palo che prende De Bruyne. Perché questo ha fatto. L'ho visto un pochino sottotono. Però, occhio a Lukaku, perché Lukaku invece ha avuto l'impatto. Lui il palo, Lukaku l'impatto. Non segna, perché dai tabellini risulterà, insomma, autogol, però l'impatto l'ha avuto. Ne parliamo, è come se ne parliamo, come dice Neschio, che fa tutta una bella intro, è così che si fa. Io invece vado a braccio, specialmente quando sto da telefonino, sto facendo tutto il mondiale, con tutte le cose che succedono, perché ci divertiamo. Ghila, il Napoli su Ghila, il Napoli vuole Ghila, nuove notizie, Ghila, però c'è la classe, Ghila, però va in scadenza, Ghila, però esiste il 50% al Real Madrid, Ghila, però a Gattuso piace Lucca, Ghila, questa ossessione mi sta facendo scocciare anche di Ghila, niente Allegri, però il Milan sta per ufficializzare, cioè, here we go Amorim, il che sblocca una serie di cose, anche una serie di paure in casa Milan, anche se il profilo è interessante se si scrolla di dosso, ma parliamo di Napoli, abbiamo la maglietta del Napoli addosso e parliamo delle cose del Napoli, nel senso che la Spagna ha sbattuto contro il portiere quarantenne che ha guadagnato 1 milione di followers solamente oggi. Come si chiama? Vozigna, upset. Il bello del calcio. Guarda come si sta arrabbiando, l'abbraccio si stanno arrabbiando. Quelli dell'Egitto con Salah, compleanno. Vedi quanti piccoli suggerimenti, gli upset, perché se è vero che c'eravamo rimasti. Come eravamo rimasti, amici? L'upset era Australia-Turchia, no? La vittoria dell'Australia. Fa il gol Curaçao, però la Germania poi dilaga, così ci eravamo lasciati, cioè la Germania ha segnato e così, attenzione Trossard, attenzione l'occasione finale, Lukaku spalle alla porta, molto la riesce a girare, facile su gol, così facciamo una reaction così improvvisa, il cross sbagliato. L'upset vero è la Spagna che non riesce a segnare, che ci prova in tutti i modi ma sbatte. Però non è l'unica squadra che sta dimostrando sofferenza, poca brillantezza. Secondo me si stanno facendo sentire una serie di cose. La differenza di clima, probabilmente la differenza di alimentazione, le stagioni che sono pesanti, soprattutto per i top. Quelli che arrivano al mondiale così, senza pensiero, più leggeri, se sono organizzati si possono togliere anche degli sfizi e se li stanno togliendo. Ora, al di là di Olanda-Giappone ero a suonare, quindi non potevo vedere tutte le cose. La Svezia invece dilaga bene contro la Tunisia. L'occasione per Olivera. Ti trovi? Perché, visto che noi seguiamo i nostri, almeno la soddisfazione di seguire i nostri che ci interessano. La Scozia ha approfittato, finendo prima nel girone in questo primo turno. Adesso ne può approfittare Olivera, visto che la Spagna ha pareggiato. È una cosa incredibile, non ne sta approfittando né Lukaku né De Bruyne perché è passato in vantaggio l'Egitto che si difende e riparte bene, sono aggressivi al punto giusto,
non li hanno fatti ragionare, giocatori comunque di tecnica e di classe che ci sono, però forse un po' è difficile parlare degli allenatori quando si parla di nazionale, però noi Garcia lo conosciamo e io onestamente, occhio, brutto il modo in cui l'ha girata, onestamente ho visto pochi movimenti senza palla. Se c'hai uno come Doku, lo devi sfruttare in velocità, lo devi cercare di isolare in qualche modo. Invece Doku ritrovava sempre il pallone tra i piedi da fermo. E poi da fermo sì, devi avere un'accelerazione, ma non sempre. Se sei poi dipendente da queste giocate, c'è poco, ci sono poche occasioni. De Catelà, sta Garcia che si sta asciuttando su Roma. Sto parlando proprio di te, non ti telefono, perché la qualità ci sta, però la devi far esplodere e non si è visto tutto questo. La partita di De Bruyne è stata un pochino moscia, dobbiamo essere onestissimi, io solo sapete quanto siamo innamorati di De Bruyne. Sì, devo andare a sì, notifiche, che abbiate pazienza, però non è nemmeno importanza non è stata una gran partita di De Bruyne, non era ispiratissimo, e al centro di questo 4-2-3-1 sottopunta con un decatelare che ti dà pochi punti di riferimento, servivano più Garcia, i capelli si abbracciano, è finita. Insomma, De Bruyne è un po' deludente, poi voglio anche da fermo un giocatore come quello te la può risolvere con una giocata. Salah fa l'assist per un bel gol, però De Bruyne il palo lo prende sul calcio di punizione, e questa è più o meno la partita di De Bruyne. Poi l'impatto che ha Lukaku, anche se non la tocca e a tabellino finisce come autorete, metti il lungagnone là davanti, arriva il cross, i due difensori dell'Egitto per cercare di ostacolarlo, se la butta non importa da soli, l'impatto Lukaku l'ha avuto. Poi ha avuto anche un'altra occasione o due e lì si vede, no? Si vede la pesantezza, si vede che non hai brillantezza fisica, ma noi dobbiamo spingere, dobbiamo mettere Lukaku in copertina per due motivi: o lo recuperiamo alla grande, ad Allegri gli piace, ma Allegri dove sta? Ad Allegri gli piace e quindi lo sfruttiamo insieme a Højlund o a due o alternandoli un pochino, oppure troviamo un acquirente e ci possiamo poi divertire a trovare altre situazioni, perché voglio sia chiaro, si sta parlando Allegri 4-3-3, 3-4-2, non lo sappiamo, e abbiamo un sacco di ali che vanno sfruttati, Alisson, Sanders, Neres, questi qua li vogliamo sfruttare oppure li vogliamo utilizzare punta o terzini, come abbiamo visto che non funziona, perché abbiamo visto che non funziona. Di conseguenza 5, difesa a 5, probabilmente, visto che Ghila, voglio Ghila, l'importanza è Ghila, c'è solo Ghila nel mondo. Si parla solo di difensori, abbiamo tantissimi difensori, ritornano pure Rafa Marin e compagni non quello del Bayern, però è tutto. Quindi che si fa? Voglio Allegri, cioè non è che voglio che si presenti, voglio fare una bella conferenza, vorrei capire quali sono le intenzioni. Poi diranno le solite cose banali, no? Devo valutare la migliore squadra, un bravo allenatore. Il 4-3-3 veste come un guanto questa squadra, ma voglio che i giocatori siano tatticamente preparati, evoluti per fare tutti. Chi lo disse questo? Proprio Rudi Garcia. Quindi lo sappiamo che il modulo non basta, però sappiamo anche che mettere i giocatori in condizione di fare quello che sanno fare meglio è importante nel calcio, specialmente quando poi si fa difesa e fantasia, nel senso che si lavora di più su quelle che sono, è l'opposto di Gattuso. Se ci ragionate, il Gattuso, perché dico Gattuso? Perché gli piace Lucca e quindi è il miglior allenatore italiano. Gattuso era quello che creava molti presupposti, uno dei migliori attacchi del Napoli è stato sotto Gattuso. Insigne 20 gol, Politano che segnava, Lozano, le punte, tanti gol, e poi qualche problema in difesa, il contrario del dove stiamo andando. E quindi da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Forza Napoli. Olivera può approfittare, forza Napoli.